Ben ritrovati in diretta, 8 meno un minuto, parliamo di uno dei tanti effetti della pandemia e del Covid, perché se ha stravolto le nostre vite dal punto di vista sanitario e poi con il lockdown dal punto di vista delle relazioni e quant'altro, naturalmente non mancano, diciamo, le ripercussioni sui giovani, in questo caso giovani laureati. Ne parliamo oggi con Gianpietro Zaccomer, a cui do il buongiorno e che vedete in collegamento. Buondì e benvenuto. Grazie. Zaccomer è un geografo quantitativo, uno statistico dell'Officina Demografica e Territorio e Cantiere Friuli. Ha analizzato insieme ai colleghi Alessio Fornasin e Andrea Guaran le risposte che i laureati dell'Università di Udine hanno dato a un questionario e quest'anno, l'anno passato, il 2020, c'è stato un calo molto sostanzioso dal 41,2% del 2019, siamo passati al 35,8% del 2020, dei ragazzi che decidono di proseguire o gli studi o di cercare lavoro all'estero una volta terminata l'esperienza appunto a Udine. Allora, uno studio molto complesso che naturalmente richiede anche una metodologia particolare. A lei la parola, ci spieghi come avete strutturato questo lavoro. Buongiorno intanto a tutti. La ricerca è stata condotta sui questionari che vengono regolarmente in modo continuo rilevati al momento del deposito della laurea. Quindi si tratta di questionari che sono fatti su laureandi, coloro che devono laurearsi. Questo è iniziato nel 2018, quindi in un'epoca in cui di Covid e SARS-CoV-2 non si sentiva nemmeno parlare, e proprio abbiamo fatto un test pilota nel 2018, più o meno il mese di aprile, un po' più largo, diciamo, qualche giorno di più, giusto per vedere appunto se funzionava. Abbiamo rilevato circa 1200 questionari e avevamo avuto un riscontro di propensione di ragazzi che volevano, quindi erano disposti, ci pensavano già di andare all'estero o per continuare gli studi o per trovare lavoro, circa sul 43-44%. Questa rilevazione è andata avanti. Sottolineo che si tratta di una rilevazione quindi censuaria, non campionaria, quindi è un unicum in Italia, almeno dal 2018 non ne ho notizia. Tutti fanno rilevazioni campionarie, anche Alma Laurea, mentre a Udine viene fatta proprio una rilevazione censuaria, nel senso che tutti i ragazzi che si laureano a Udine compilano questo questionario. Quindi si tratta di una metodologia standard. I dati quindi non sono campionari, non sono effetti quindi da errore campionario, e quindi possiamo misurare tranquillamente sulla base delle risposte date le propensioni ai vari, dimensioni indagate dal questionario. La più importante, quella di cui stiamo discutendo stamattina, è proprio l'idea proprio di andare all'estero. Vengo quindi all'effetto Covid dell'anno scorso. Noi sulla base di quasi 6.000 questionari tra 2019 e 2020, relativi solo ovviamente agli studenti italiani, perché ovviamente gli studenti stranieri hanno dei comportamenti diversi, a noi interessano ovviamente gli italiani che vanno all'estero. Certo. Ebbene, c'è stata la riduzione del 5,4%, come diceva lei, molto diversificato poi sia in termini di quadrimestri sia in termini di caratteristiche demografiche. Ecco, Ad esempio, immagino che questi siano immagino che siano ovviamente laureandi di qualsiasi indirizzo, insomma, di tutta l'offerta, Sì, ecco. allora, sono tutti laureandi dell'Università di Udine, quindi comprese le sedi di Pordenone e Gorizia, Ecco. e però li abbiamo anche classificati in base, proprio all'area scientifica di riferimento del proprio corso di laurea. Mi parebbe forse interessante far capire come è variata proprio questa propensione nei quadrimestri del 2020. Infatti, se il primo quadrimestre, il primo quadrimestre è quello della comparsa della pandemia, la riduzione è stata proprio in linea con il valore poi annuale, quindi del 5,44 in questo caso per cento.
i comportamenti diversificati li abbiamo avuto il secondo e il terzo, nel senso che nel secondo quadrimestre, quando c'è stata questa falsa parvenza del fatto che la pandemia fosse come qualcosa di ormai finito, è arrivata l'estate, non si sentiva più parlare, la riduzione di tutte, diciamo, le variabili legate, quindi i nuovi positivi, i Certo. decessi alla pandemia stavano calando, quindi la riduzione è stata inferiore al 4%. Cosa vuol dire? Che ormai si pensava che il peggio fosse passato, anzi addirittura fosse che la pandemia fosse finita, e il livello si stava riallineando. Arrivato l'ultimo quadrimestre, quando invece ci si è reso conto che la pandemia sarebbe stata ancora lunga e avrebbe prodotto ancora tanti effetti, c'è stato addirittura un calo molto più forte perché si è arrivati quasi al 7%. Prego. Quindi insomma sono dati anche totalmente in divenire. Senta, abbiamo un minutino, a me aveva colpito Sì. e ne abbiamo parlato appunto dietro le quinte, diciamo i successivi step, perché questa analisi è in divenire, voi la Sì. perfezionerete, poi verrà pubblicata, tra l'altro sul sito di Cantiere Friuli è disponibile anche quella, lo studio precedente, Del è possibile, 2018, sì. esatto, scaricarlo, quindi insomma pian piano verrà assemblato, verrà fatta una fotografia ancora più puntuale, però la vostra ipotesi di lavoro, tutta da verificare appunto, è quella di capire quanto abbiano perso appeal paesi in questa situazione, paesi come Regno Unito, Stati Uniti e Cina. Una breve battuta su questo. Esatto, sarà un'analisi tipicamente geografica sulle destinazioni. Ovviamente noi abbiamo una posizione quasi privilegiata, oserei dire, perché mentre i dati sulle persone che si trasferiscono in questo momento, ad esempio faccio il caso della Gran Bretagna con la Brexit, perché forse è la più interessante, sono un po' drogati dal fatto che c'è tanta gente che in realtà è già lì e regolarizza proprio la sua posizione. Questi invece si tratta di ragazzi che sono sicuramente ancora qui, e quindi riusciremo a misurare proprio se la Gran Bretagna ha perso, almeno a livello locale, chiaro, non possiamo estendere Certo. questo a tutta l'Italia, ha perso appeal e se ha perso ovviamente appeal anche la Cina, o invece se ci sono altri paesi che invece stanno guadagnando, diciamo, maggiore interesse come possibile, probabile futura destinazione dei nostri laureandi. Allora, io la ringrazio per essere stato con noi, Prego. naturalmente le auguro un buon proseguimento di ricerca insieme ai suoi colleghi, appunto Grazie. ricordo Alessio Fornasino, Andrea Guaran e lei ovviamente Gianpietro Zaccomer. Grazie per essere stato con noi, naturalmente, e averci insomma regalato questa foto ancora in divenire, però molto interessante su proprio gli studenti, anzi i giovani insomma, e gli effetti purtroppo di questa Grazie. pandemia. Grazie mille, arrivederci Buona giornata a e tutti, buona arrivederci. giornata di nuovo.